Presidente, è una giornata all'insegna della ripresa, un successo incredibile finora. Assolutamente, siamo molto contenti, stiamo superando addirittura i numeri dell'ultima Agrimont in presenza che fu ahimè nel 2019 perché poi c'è stato Covid, poi adesso ci sono i problemi della guerra, i costi delle materie prime, la siccità, ma nonostante questo le nostre imprese sono coraggiose, hanno capacità di reazione, le associazioni di categoria sono venuti tutti, sono presenti, un grande convegno adesso di apertura interessantissimo sul piano di sviluppo rurale, sulla politica agricola comune in collaborazione con la Regione del Veneto, ma poi la collaborazione con la Scuola Agraria di Feltre, con tante associazioni, il settore api, il settore animali che vivono nell'area del Bellunese, della provincia, tanti corsi di formazione, quindi è una fiera bella, una fiera piena di presenze, una fiera attiva che supererà forse addirittura quella record del 2019. Quanto può essere importante questa fiera non solo a livello provinciale ma anche direi a livello regionale? Ma io penso che questo sia un grande evento e oggi un po' di emozione, oggi l'abbiamo aperta, è una grande vetrina soprattutto per il mondo dell'agricoltura di montagna che coinvolge le nostre province più vicine, quindi sicuramente Treviso, Vicenza, perché è un'occasione soprattutto di presentare quello che è il meglio della produzione di attrezzature e di prodotti per l'agricoltura. È un settore strategico per la nostra provincia di Belluno, ma penso per tutto il Veneto, che dobbiamo sicuramente sostenere attraverso delle politiche concrete anche di aiuto a queste realtà. Ora con le nuove opportunità che ci arrivano dall'Europa mi auguro veramente che si riesca a dare ai nostri agricoltori anche quelle risorse economiche per poter portare avanti un lavoro che è fondamentale anche per la tutela del territorio. Deve diventare un punto strategico di incontro Longarone. Agrimont è la fiera, come si diceva anche prima nell'incontro, la fiera della montagna. La montagna non è solo quella bellunese, c'è anche quella vicentina e quella veronese. Abbiamo visto come ogni provincia ha affrontato in maniera diversa il problema agricolo, il problema forestale. Questo dovrebbe essere il punto di sintesi, appunto, dove poter esporre sia quanto il territorio ha da mettere a disposizione, ma anche di confronto. Ma è più che un'insegna dell'agricoltura, è un'insegna alla ripresa, a combattere il Covid, a combattere la guerra, a combattere tutte queste negatività che purtroppo sul territorio si sentono pesantemente. Un coraggio a questi amministratori locali, al presidente dell'ente fiera, che nonostante tutto continua a promuovere queste importanti manifestazioni che sono il punto di riferimento per i nostri operatori, ma soprattutto per tanti posti di lavoro che questa fiera crea. Finalmente ci troviamo qui in presenza e vedo che anche gli espositori ce ne sono parecchi e oltre che essere parecchi sono anche al di là dei confini regionali, al che bisogna veramente apprezzare la volontà di ripresa, di fare di tutto il settore agroalimentare e della zootecnia, che sono fortemente messi in crisi non soltanto dalla situazione attuale della pandemia, dalla guerra, ma anche dalle norme che ci sono a Bruxelles che in modo cervellotico fanno di tutto per mettere in difficoltà questo settore, ma che io combatto ogni giorno durante gli incontri e facendo squadra con il territorio, con le categorie, con il settore, confrontandomi continuamente, qualcosa si riesce a portare a casa. Sì, due grandi aspetti positivi: la ripresa delle fiere in senso generale, la ripresa dell'attività e anche degli incontri di persona e non più solo su un video, e questa è una grande possibilità. La seconda poi la ripresa dentro un comparto che, come sappiamo, da una parte ha una grande difficoltà dovuta alla crisi energetica, ma dall'altra ha una grande possibilità, che è quella proprio della ripresa di un mercato dei prodotti di grande qualità, e su questo il Veneto e l'intera comunità della montagna veneta, compresa la provincia di Belluno, ha una grande possibilità di sviluppo. Dobbiamo assolutamente, e lo stiamo facendo in questi giorni, costruire i provvedimenti per ridurre i prezzi delle materie prime, innanzitutto quelli energetici, perché, ripeto, dall'agricoltura come da tutta l'industria italiana possiamo ripartire dopo un periodo tremendo che è la pandemia, cercando ovviamente, non possiamo non dirlo, di superare il più velocemente possibile la crisi, la guerra in Ucraina, perché credo che oggi quella cosa sia assolutamente inaccettabile e deve finire il più presto possibile.